deciso che ci credevamo, cioè era o rimanere a casa o provare. Provare magari per andare male, comunque stavamo a casa, ma almeno potevamo dire di aver provato. Noi abbiamo provato e siamo ancora qua, quindi siamo contenti della scelta che abbiamo fatto. Consorzio Intesa è un consorzio fatto di 40 cooperative, circa, a seconda dei momenti sono una più, una meno, una quarantina di cooperative, circa 2500 persone che lavorano in queste 40 cooperative e mettendo insieme i fatturati di tutte le cooperative sono intorno ai 70 milioni di euro di fatturato anno. Una cooperativa di 50 persone in stato fallimentare che dopo aver fatto la cassa integrazione ordinaria, la straordinaria, il contratto di solidarietà, ha dovuto prendere atto che il lavoro era per 20, i dipendenti, i soci erano 50, quindi non c'erano le condizioni né produttive né economiche né patrimoniali per andare avanti, e a quel punto è stata messa in liquidazione dai soci. Poi successivamente il tribunale ne ha decretato il fallimento. Con la messa in liquidazione il liquidatore doveva licenziare tutte le persone e questo ha fatto. Delle persone che avevano più motivazione, quindi un nucleo molto ristretto, perché purtroppo quando succede la crisi le persone si disperdono anche, 5 lavoratrici hanno deciso di mettere in gioco la loro professionalità, i loro risparmi, le loro competenze per ripartire con una nuova esperienza. E allora come consorzio abbiamo preso in mano la situazione e abbiamo coinvolto una cooperativa già esistente con un patto molto chiaro, molto preciso. Allora, le 5 lavoratrici che hanno fondato la cooperativa si sono costituite e hanno tenuto la parte amministrativa, commerciale, il rapporto con la clientela. La cooperativa che già esisteva, che aveva il rapporto con le banche e quindi aveva anche la possibilità, ha assunto la responsabilità della gestione di tutti i macchinari, di tutta la parte produttiva e del personale, con l'impegno, e anche un impegno non formale ma un impegno sostanziale, che nel momento in cui la prima cooperativa, quella del nucleo storico, avesse avuto le condizioni per rendersi autonoma anche dal punto di vista finanziario, loro si sarebbero ritirati e avrebbero lasciato alle altre proseguire. E quello che è stato il ruolo del consorzio è stato proprio di creare le condizioni perché da un fallimento che distruggeva 50 posti di lavoro e basta, si arrivasse adesso ad avere una prospettiva di averne 20-22, però sempre posti di lavoro che sono posti di lavoro in regola, in trasparenza, in contributi e con tutti i crismi della realtà. Io mi chiamo Laura, sono responsabile amministrativo, gestisco un attimo quella parte amministrativa, i clienti e anche il rapporto un attimo con i dipendenti. E noi ci abbiamo creduto, visto che avevamo il lavoro e credevamo nel nostro lavoro, abbiamo deciso di metterci in gioco e di provare ad andare avanti. Quindi abbiamo fondato questa cooperativa nuova. Siamo partiti all'inizio, oltre a noi 5 soci fondatrici, avevamo 3 dipendenti. E adesso, a distanza di 2 anni quasi, siamo in un organico, 3 anni, sì, 3 anni a luglio effettivamente, in un organico di 20 persone. Allora, la nostra cooperativa si occupa della parte finale di quello che è il finissaggio del prodotto, dei capi di abbigliamento, quindi facciamo lo stiro, il
finissaggio, il controllo dei capi e le seconde lavorazioni, applicazioni bottoni, rivetti e applicazioni in generale. Quello che noi chiamiamo la faccia italiana, il made in Italy nel cap, quindi il prodotto che deve andare fuori deve essere perfetto. È un'esperienza molto più vecchia di quella che abbiamo visto prima, è un'esperienza di 30 anni fa, 1986, e qua a Rasolo c'era uno stabilimento della Brion Vega, che è un'azienda storica di produzione di televisioni, radio, e chiudeva lo stabilimento qua a Rasolo. Un gruppo di 15 persone ha deciso di costituirsi in cooperativa. Sono 27 anni quest'anno che sono qui, che lavoro qui in EICA. Questa è una cooperativa nata nel 1986 e dalle ceneri, diciamo, della My ex Brion Vega, diciamo così, no? Un gruppo di persone si è unito, ha deciso di fondare questa cooperativa un po' particolare, perché a differenza delle altre che solitamente fanno facchinaggio o lavori di questo genere, qui la nostra fa proprio tecnologia, fa elettronica, e quindi è un po' un settore molto particolare dell'ambiente produttivo e lavorativo. Da poco siamo partiti praticamente da fare dei piccoli cavi, delle piccole cablature, eccetera. Siamo passati all'elettronica vera e propria e nel corso degli anni, appunto dal 1986, abbiamo implementato di anno in anno tutto un parco macchine che anche adesso siamo in fase di avanzamento, di rivoluzione e di cambiamento anche, e fino a portare praticamente all'azienda che avete visto, insomma, ecco. L'età media da quest'anno si è abbassata parecchio, perché fino all'anno scorso c'era la vecchia generazione, la generazione precedente alla mia, che è quella che praticamente anche assieme a me aveva fondato la cooperativa. Io sono arrivato per pochi anni dopo la fondazione della cooperativa e sono stato messo all'interno dei soci fondatori. E quindi praticamente con l'anno scorso, con la fine del 2015, tutti coloro che erano i soci fondatori sono andati in pensione e quindi l'età media si è notevolmente abbassata. Noi siamo un'azienda che attualmente fattura intorno ai 4 milioni di euro l'anno e siamo passati nel giro di 6 anni da fatturare poco più, e parlo del 2006, 2005, 2006, da fatturare poco più di 2 milioni e 3, 2 milioni e 4 all'ultimo fatturato dell'anno scorso, che era 4 milioni e 2. Noi siamo un'azienda che conta una cinquantina di persone e abbastanza stabile, perché anche in un periodo di crisi, che comunque anche noi l'abbiamo sentita dal 2007, 2008 fino al 2012, abbiamo sempre tenuto a mantenere qui dentro le nostre forze lavorative, il nostro know-how, e quindi non abbiamo lasciato a casa nessuno praticamente. Vorremmo crescere adesso, praticamente in questi prossimi anni l'obiettivo è quello di incrementare sia il livello di fatturati e conseguentemente anche il livello di persone.